Buonasera e ben ritrovati a 7 Sera, continuiamo nella nostra puntata dedicata all'alimentazione. Adesso entriamo proprio in cucina per scoprire una ricetta assolutamente non difficile, perché posso farla anch'io, per cui non preoccupatevi, ma soprattutto buona e salutare. Vedremo tanti ingredienti tutti naturali e scopriremo perché e come ci fanno bene. Lo faremo insieme alla nostra naturopata dell'Oasi del Relax, Lucrezia Di Lernia. Buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti. Eccoci qua, allora raccontaci subito, Lucrezia, che cosa cuciniamo questa sera? Allora, questo è uno sformato di 6 cereali su crema di fagioli e semi di papavero. Benissimo, allora cerchiamo di scoprire gli ingredienti uno ad uno. Allora, i fagioli, che fagioli sono e perché li abbiamo scelti? Allora, i fagioli sono in questo caso fagioli borlotti e diciamo per quanto riguarda l'apporto proteico sono una valida alternativa al consumo di carne. Inoltre hanno un equilibrio perfetto per l'assunzione nella nostra dieta di proteine, glucidi e lipidi. Benissimo, allora sono fagioli borlotti, ce ne sono più varianti, abbiamo scelto questa per un motivo specifico, magari per un tempo di cottura o perché è più ricca di proteine? Ma sostanzialmente diciamo che è stata così una scelta casuale, in quanto i fagioli in generale permettono, diciamo che un consumo abituale di fagioli, che siano questi, che siano cannellini, piuttosto che altro tipo di fagioli, permettono di mantenere il colesterolo basso all'interno del nostro organismo. Hanno anche, appunto, come dicevo prima, un perfetto equilibrio di nutrienti e sono anche utili in quanto una buona presenza di fibre permette di prevenire i classici disturbi intestinali come stitichezza piuttosto che emorroidi. Certo, benissimo. Allora, noi li abbiamo usati per fare una crema. Come si fa? Allora, la crema, se partiamo dai fagioli secchi, si parte mettendo in ammollo i fagioli con dell'acqua, diciamo che più o meno su questa quantità si ricoprono d'acqua e si lasciano in ammollo tendenzialmente per tutta la notte, dalle 8 alle 12 ore. Una volta appunto terminato l'ammollo si procede cambiando l'acqua e li mettiamo in pentola a pressione, che ci permette di ridurre un attimo i tempi di cottura e non andare a danneggiare più di tanto i nutrienti. Si mettono in acqua senza sale, perché il sale in cottura andrebbe a denaturare i nutrienti, in questo caso lo aggiungeremo dopo. 40 minuti dal fischio della valvola e si scolano. Una volta cotti si mettono in una padella con del soffritto, come ho messo qua, con del carota, sedano e cipolla, un po' di sale, si fa insaporire il tutto. Una volta insaporito si va a creare appunto la crema, che può essere fatta o con un frullatore a immersione piuttosto che a un passaverdure. Benissimo, allora abbiamo detto che i fagioli vanno prima lasciati a bagno, poi quest'acqua si versa. Ecco, i fagioli abbiamo detto hanno proprietà che possono fare bene al nostro intestino, invece possono anche causare delle piccole problematiche. Come si possono superare? Proprio gettando quest'acqua? Esatto, diciamo che se si hanno dei problemi intestinali, siccome i fagioli, come tutti i legumi, possono creare appunto fermentazione intestinale, bisogna avere alcuni accorgimenti durante la preparazione, quindi quella appunto, come dicevi tu, di cambiare l'acqua di ammollo, quindi non usare la stessa, non appunto cucinarli mai col sale, ma aggiungerli sempre a fine cottura. Certo, insomma quello che ci hai raccontato. Vediamo adesso l'altro nostro ingrediente, l'altro protagonista sono i 6 cereali. Allora dunque li vediamo qui. Sì, esatto, io ho usato questo mix, ma in realtà si può usare anche un singolo cereale. Il mix che hai usato tu che cos'è? Allora, c'è dell'avena, riso integrale, farro, frumento e segale. E poi questa è la nostra scelta, invece se ne può usare anche uno solo, anche soltanto il riso, solo il farro, quello in base alle esigenze e il gusto personale. E come si fanno? Questi anche loro hanno bisogno di un tempo di ammollo che è inferiore rispetto ai legumi, è circa 6 ore. Poi appunto si mettono sempre, cambiando l'acqua, in pentola a pressione, si calcolano 60 minuti in questo caso dal fischio. Una volta cotti si procede allo stesso modo, mettendoli in una padella e li facciamo insaporire con un po' di sale. Benissimo, e poi non li passiamo più, invece li mettiamo in un piccolo per poi fare lo sformatino. Bravissima. Benissimo. Invece per quanto riguarda i cereali, che proprietà abbiamo? Allora, questi ovviamente ci apportano carboidrati,
silicio e insomma danno un gusto Anche loro ottimi contro le patologie intestinali e per combattere il colesterolo Esatto. alto. Senti Lucrezia, come mai questo mix, questo insieme? C'è chi dice che tante volte legumi e cereali non vanno uniti, perché invece noi abbiamo scelto di unirli? C'è un motivo? Allora, ci sono due situazioni. In una situazione normale abbinare il legume e il cereale ci permette di assumere una proteina completa. Però se abbiamo dei problemi intestinali di vario genere, dobbiamo accantonare e mettere da parte questo abbinamento nello stesso pasto, Sì. ma piuttosto abbinare un legume con una verdura a foglia verde come spinaci, bietole, erbette. Certo, benissimo. Adesso noi vi stiamo parlando di tanti ingredienti naturali, ingredienti che possono fare assolutamente bene, ma c'è qualcuno invece a cui possono non fare bene, le cosiddette intolleranze. Allora come si fa a questo punto a scoprirle? Sono così diffuse e ti chiedo già se per esempio i diabetici questo tipo di mangiare possono mangiarlo. Assolutamente, nello specifico i fagioli per i diabetici sono consigliabili in quanto il fagiolo stesso mantiene bassa la glicemia all'interno del nostro organismo e quindi si possono consigliare tranquillamente. Benissimo, allora adesso vediamo un po', abbiamo spiegato come si fa la crema Sì. di fagioli, abbiamo spiegato un po' lo sformato di cereali, adesso a questo punto sono nelle tue mani. Il piatto come si continua a preparare? Allora niente, appunto, procediamo con la crema che abbiamo preparato, la mettiamo come base sul piatto, poi con un coppapasta ci aiutiamo e inseriamo... sì. Ok, di qua? Ok, vai, prego. Inseriamo appunto dentro schiacciando con un cucchiaio i nostri cereali e poi si va a sformare appunto il tutto. Ok, che significa semplicemente che Sformare, si toglie lo sì, e stampino. sollevare lo stampino. Perfetto, allora noi però abbiamo dei semi di papavero e poi ovviamente un pochino Un po' anche di di prezzemolo, guarnizione. sì, questo è giusto per guarnire e dare un po' di colore Benissimo. al piatto che anche l'occhio ha bisogno I di nostri semi di sapore. papavero sono questi, immagino. Semi di papavero, Come esatto. facciamo vedere come li Ma mettiamo? niente, sostanzialmente una volta composto il piatto andiamo proprio a decorare mettendoli proprio in modo da colorare e dare anche un sapore diverso. Benissimo, allora adesso noi proviamo anche a sformare. togliere, esatto. Ah, una cosa importante volevo dire che dimenticavo prima, prego. nello sformato di cereali è stata messa anche della curcuma, Sì? che è una spezia molto importante in quanto va a proteggere gli epatociti, le nostre cellule appunto del fegato e insomma è importante anche ricordare la funzione di Assolutamente sì, questa... ecco con la curcuma che ve la faccio vedere è questa, dunque è una spezia, Sì. come si fanno le dosi con le spezie? Guarda- Perché possono anche avere effetti collaterali se si eccede oppure no? Dipende, se si eccede magari se si esagera sì, ma sostanzialmente si va sempre a mettere un mezzo cucchiaino, ma va anche un po' a gusto perché il sapore può essere più o meno forte. Diciamo che tendenzialmente è mezzo cucchiaino per la porzione di 4 persone. Benissimo, già che ci siamo in termini di spezie insaporitori, vediamo Sì. il peperoncino, pepe e queste cose qui, possono anche loro, possono far bene solo in una certa dose, possono essere invece irritanti anche in piccole dosi, Allora, come quando? No, allora irritanti no, bisogna un attimo valutare se la persona ha già una situazione di calore intestinale sarebbe ovviamente meglio evitarli. Diciamo che la regola di base è sempre non eccedere Certo, benissimo. nelle dosi. Allora, proviamo a vedere Proviamo se a c'è sformarlo, riuscito, vediamo diciamo se- che anche che qui ovviamente non è tutto caldo per cui è difficile, ma invece è venuto Perfetto. meravigliosamente, è un piatto bellissimo. Allora, ridiciamo tutti gli ingredienti con tutte le dosi, 250 grammi di 250 cereali, grammi di cereali, 250 grammi di fagioli borlotti, poi abbiamo del prezzemolo, del soffritto, del trito, scusate, di carota, sedano e cipolla, dell'alloro che andrebbe messo in cottura, dell'olio, sale, semi di papavero e curcuma. meraviglioso. Il tutto è pronto in poco tempo, ve l'abbiamo detto prima, Sì. c'è un attimo di cottura e bisogna lasciare a bagno, i due ingredienti scusami principali. se ti interrompo, soltanto se si usano quelli secchi, ovviamente, se Ovviamente. usiamo quelli freschi la mollo. Perfetto. Differenza tra quelli secchi e quelli freschi è una scelta tua anche per comodità oggi oppure hanno le proprietà? No, le diciamo proprietà che è cambiano? sempre meglio l'alimento fresco, è sempre meglio in assoluto, però diciamo che sostanzialmente siccome i fagioli secchi sono facilmente reperibili, li ho usati semplicemente in questo caso per comodità, ma tendenzialmente è sempre meglio l'alimento fresco. Benissimo, allora abbiamo detto quasi tutto, soltanto una cosa, parliamo di energia, la medicina cinese ci insegna molto, parla di alimentazione ed energia e cosa dice per Esatto, questo la piatto, medicina per esempio? cinese dice appunto che ogni alimento ha un effetto sul nostro fisico, nel caso specifico dei fagioli borlotti, appunto la medicina cinese ci dice che va a tonificare il Qi, cioè significa tonificare l'energia che scorre nel nostro organismo attraverso i meridiani energetici, nello specifico va a lavorare
il meridiano di Milza, che ha delle sue funzioni specifiche, sono energetici, diuretici ed hanno una natura neutra, quindi possono essere assunti Grazie sempre. infinite. Allora questo è un Grazie ottimo a voi. piatto per una cena. Se avessimo ancora un pochino fame, solo un'insalatina, non aggiungiamo pane, carne, pesce, altro. Brava. Questo va bene, un'insalatina, verdura, ormai sta imparando. Esatto. Lucrezia, grazie per Grazie a averci voi. insegnato già tante cose, però torna presto perché ci devi proprio insegnare il mestiere in cucina per stare bene. Va bene, benissimo. d'accordo? Va Certo, bene, grazie. grazie mille. Grazie anche a voi per averci seguito. Adesso l'appuntamento va a Tech in the City. Non ci vediamo domani perché c'è l'appuntamento della salute. Ci rivediamo mercoledì. Buona serata a tutti.